Alba di paura. Nel quartiere San Paolo a Vicenza sono le prime luci del mattino quando il custode del parco di via Machiavelli si trova a fronteggiare un trentenne che lo picchia e lo rapina. La vicenda è tutta da ricostruire, ma a quanto pare lo sbandato avrebbe dormito nel parco e sarebbe stato sorpreso lì dal custode, un 66enne che per evitare il gran caldo avrebbe anticipato il suo giro di apertura dei giardini pubblici gestiti dall'associazione Mediterraneo. Nei giardini di via Machiavelli l'incontro, anzi lo scontro. Quel che è certo è che il sessantenne è stato picchiato e l'aggressore gli ha portato via il telefono e le chiavi dei vari parchi gioco. Un episodio che allarma ancora una volta i cittadini di Vicenza, già preoccupati per il degrado sempre più preoccupante. È una situazione che a Vicenza non funziona bene, in generale, le persone veramente devono stare attente quando vanno in giro da sole, perché se ne sentono un pochino troppe. È una situazione molto pesante, bisognerebbe trovare un modo per risolvere e dare un po' di nuovo di libertà a noi cittadini, perché anche di sera quando si va fuori è sempre stai sempre a girarti e a guardarti perché non sai più cosa pensare. Consumata l'aggressione, in via Machiavelli si precipitano la polizia con i medici e gli infermieri del SUEM 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato, portato al pronto soccorso e ricoverato per i traumi subiti. Gli agenti della polizia intanto hanno intercettato l'aggressore vicino alla stazione ferroviaria, ancora in possesso della refurtiva, e lo hanno portato in questura. Si tratta di un 31enne vicentino, già noto alle forze dell'ordine per aver compiuto furti di biciclette. Nel quartiere San Paolo la gente dice di ricordarsi di lui. Sì, era sempre qua in zona. Probabilmente lui è venuto qua a dormire perché mi aveva detto che lui dormiva in un cascinale diroccato a Monticello Conte 8. Però cercava qua in giro, insomma. Ecco, però mi dicevano che portava via biciclette o cose varie. È stato arrestato per rapina aggravata e denunciato per lesioni personali aggravate, ma anche per interruzione di pubblico servizio, visto che i parchi pubblici seguiti dal custode malmenato nella mattinata sono rimasti chiusi. L'aggressore 31enne è stato poi portato in carcere al San Pio X. L'assessore Matteo Tosetto intanto esprime piena solidarietà al custode aggredito. Insieme al presidente dell'associazione Mediterraneo siamo stati oggi a trovare il custode che ieri era stato aggredito. In questo momento l'aggressore si trova in carcere, siamo certi che la giustizia farà la sua parte. Quello che però per noi era molto importante era portare la nostra solidarietà al custode, anche perché è sempre stata una persona molto disponibile, e quindi un saluto da parte nostra ma anche di tutta la comunità era fortemente doveroso.